La sezione Nuci di Agrigento presenta il libro di Angelo Pellegrino. Giovedì 14 saremo alla sala conferenza del Grand Hotel Mosè per presentare appunto il libro del generale dei carabinieri Angiolo Pellegrino, Noi, gli uomini di Falcone, la guerra che ci impedirono di vincere. La nostra sezione è stata entusiasta di poter presentare questo libro in quanto il generale da ufficiale fa parte della grande famiglia dell'UNUCI e quindi chiaramente questo libro incarna dei valori che sono il fondamento dell'UNUCI, l'attaccamento alla patria, alle istituzioni. Chi è Angelo Pellegrino? Oggi è un generale dei carabinieri in quiescenza. Negli anni che racconta nel libro, cioè dall'81 all'85, è stato capitano della sezione anticrimine dell'Arma e ha comandato appunto questa squadra che si è trovata al centro della grande guerra di mafia che poi portò alla vincita dei Corleonesi. Ricordiamo che Angiolo Pellegrini praticamente ha collaborato con i giudici Giovanni Falcone, Rocco Chinnici e ha lavorato fianco a fianco anche con Ninni Cassarà e Beppe Montana che poi appunto furono trucidati dalla mafia. Di cosa parla il libro Noi, gli uomini di Falcone? Il libro parla appunto dell'esperienza del generale Pellegrini e ripercorre la sua esperienza tracciando proprio la mappa della mafia di allora, quando poi praticamente la vecchia mafia e Bondate, gli Inzerillo furono appunto sterminati dai Corleonesi, Totorrina, eccetera. Ma fra l'altro la cosa importante è che è un tassello prezioso perché il lavoro della sezione anticrimine dell'Arma e anche della polizia agli ordini di Ninni Cassarà praticamente fu il tassello che permise di instaurare il grande processo alla mafia Michele Greco più 161, diretto da Giovanni Falcone. Come mai il sottotitolo La guerra che ci impedirono di vincere? Sì, perché all'improvviso, dopo circa 4 anni che il generale, allora capitano, ripeto, era al comando della sezione anticrimine, nonostante gli ottimi risultati raggiunti, fu trasferito in Calabria e la sezione anticrimine piano piano venne smantellata. Quindi chiaramente la lotta alla mafia di allora praticamente restò un pochettino in sospeso, nonostante continuassero morti e ammazzati nelle strade di Palermo.